Amici di Sportisiri, buona serata e un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la 10ª giornata del campionato di Serie C1 che vede scendere in campo Merlo e Tremme Calcio a 5. Sono già schierati in campo le due formazioni, i due capitani, da un lato Gianmario Fuschi, dall'altro Danilo Bongiovanni, maglia numero 9 per il calciatore in maglia verde, invece per Bongiovanni questa maglia rossa, bianca, nera, insomma tanti colori, maglia numero 10. Queste due formazioni non è la prima volta quest'anno che si affrontano, perché in entrambi i casi sono arrivate due vittorie per il Tremme Calcio a 5. Si parlava però di Coppa Italia, dunque insomma si parlava anche di partite giocate praticamente ad inizio stagione. Sono cambiate tantissime cose, veramente tantissime cose nell'arco di tutto questo tempo che è passato, con tanti giocatori adesso nuovi sia da una parte che dall'altra. Insomma, bisogna vedere come si comporteranno le squadre, se confermeranno ciò che è stato visto nelle prime due partite giocate, ricordiamo, in Coppa, o se invece in campionato andrà diversamente. Nel frattempo vediamo anche la terna arbitrale di oggi, il signor Francesco Salvatore Suriano, l'arbitro 1, come arbitro 2 invece Giuseppe Bargione, come crono invece Maurizio Contreras. Queste dunque le scelte della federazione per questo importante scontro che vede due formazioni molto vicine in classifica, perché soltanto una posizione li separa: quinto posto per il Tremme, sesto posto invece per il Merlo, con 17 per gli ospiti, 16 punti invece per i padroni di casa. Insomma, tante le informazioni. Sicuramente cerchiamo di capire qual sarà il quintetto iniziale. Vedevo in campo Virruso affaticato, Runfolo, La Rosa e Calvaruso, con il pivot, il numero 19, che torna dopo aver scontato 5 giornate di squalifica. Questa sicuramente è una grande notizia, ma non è l'unica in casa Tremme, perché c'è anche il ritorno in campo, finalmente potremmo dire, di Michele Palazzotto, che è un calciatore molto molto importante. Nel frattempo panchina per l'ultimo arrivato, ovvero Davide Cottone, un grandissimo acquisto dopo aver vinto lo scorso anno il campionato di C1 con il CUS Palermo. Ha iniziato invece quest'anno sempre con la maglia del CUS in Serie B, adesso invece il trasferimento nuovamente in C1. Dall'altra parte invece Rizzuto, Condori, Molinaro, Bongiovanni, e tra i pali va Moulet. Questa è la scelta dunque di mister Gallo, che vuole subito premiare il numero 22 che parte dal primo minuto. L'abbiamo effettivamente visto riscaldarsi con grande intensità, e dunque la scelta è stata questa per questa 10ª giornata di campionato. Ricordiamo, non c'è cronometro perché c'è il crono, e di conseguenza due tempi da 40 minuti. Il signor Bargione sta prendendo posizione, anche il signor Suriano sta guardando le panchine. Tutto ok? Sì. Panchino invece per Capitan Fuschi, invece titolare l'altro capitano Bongiovanni. E quindi Condori sul punto di battuta, attende il fischio da parte del direttore di gara. Diciamo quindi come sia tornato Runfo dalla squalifica, che invece è arrivato adesso in squalifica, e Davì, che nello scorso match si è beccato questa brutta sanzione, che dunque lo terrà dal campo fuori per 6 giornate. Nel frattempo si continua con qualche interruzione, c'è anche tanto freddo. Condori sicuramente dalla sua prostenica ci aiuta a capire proprio questo. Inizia anche il match con il primo pallone verso Molinaro. Bongiovanni avanza, pressione timida di Calvaruso che poi lo segue, una marcatura uomo al momento, quella degli ospiti di mister Calandra, che è subentrato, ricordiamo, a mister Mosca. Condori si gira bene con il tacco, lo insegue Runfolo, va sul fondo, poi Runfolo con il fisico a mettere in difficoltà Bongiovanni col tacco. Molinaro non la perde, calcio da fuori subito. Virruso si era disteso, dunque gli under scelti oggi sono Moulet da un lato, dall'altro invece Runfolo. La Rosa non vuole rischiare nulla, Stefano affaticato, apparecchia sempre per la Rosa. Primo no look della partita, Calvaruso con la punta, Molinaro gli leva lo spazio. Lui che è anche un grande ex della sfida, per lui una grande stagione nella passata annata, proprio con i lupi. Questo invece è il trasferimento, anche un trasferimento di cuore, perché ricordiamoci il fratello anche con la Merlo, e quindi una scelta dettata sia forse per trovare più minutaggio, ma anche tanto calcio da fuori e affaticato, grande pata di Moulet. Diciamo una scelta dettata sia dal minutaggio, ma anche
d'altro probabilmente. Runfolo fa subito leva con il fisico, la Rosa guarda la porta, calcio da fuori, prende in pieno Molinaro, adesso c'è il secondo tiro, però il primo è stato quello più importante, provato da Stefano Affaticato, l'ex giocatore del Mistral, ha trovato anche una buona traiettoria, ma Moulet è andato benissimo in spaccata. Oggi ci sono 3 portieri addirittura indistinta per la formazione di casa, vediamo infatti Moulet, ma anche Costanza, e poi il solito Taormina, calcia da fuori la Rosa, viene murato però dal buon lavoro da parte di Bongiovanni, che come sempre non disdegna mai la fase difensiva, lo conosciamo, lo sappiamo molto bene qual è il suo modo di giocare. Affaticato, Calvaruso riceve il pallone, c'è bisogno anche dei suoi gol quest'oggi. Oggi in panchina anche Alberto De Lisi che ritorna dopo una squalifica, così come Runfolo. Calvaruso, palla incollata sotto la suola, finta, sceglie l'interno, poi si appoggia, Affaticato, guarda la porta, poi con la punta ha provato a servire Runfolo, non si sono capiti due, palla fuori. Buon inizio da parte del Trem che si è fatto vedere un po' di più rispetto al Merlo lì davanti, però il risultato comunque di 0-0, ritmi che non sembrano altissimi. Rizzuto, va da Bongiovanni, c'è Molinaro dietro, riceve il pallone adesso il numero 9 ma con i pantaloncini numero 26, insomma un po' usuale. Bongiovanni, Molinaro cerca uno spiraglio ma non trova nessuno, difatti si riappoggia da Bongiovanni, va verso l'interno, si scontra con Condore. Runfolo, palla in cosa sotto la sola, si gira benissimo, Runfolo guarda la porta, carica anche il destro con il Moulet che la respinge, poi lascia lì a Rizzuto, ma si era coordinato benissimo Runfolo perché nel giro di pochi istanti ha stoppato il pallone, ha guardato la porta e ha sparato fortissimo. Moulet è un portiere però che da fuori è anche difficile riuscire a trafiggerlo, e Runfolo se ne è accorto. Virruso, Calvaruso un po' indietro, adesso è il numero 7 col tacco, oggi maglia numero 7 per lui dopo aver avuto tante volte la 12. La Rosa, Runfolo si gira bene da pivot e poi la palla sul Rizzuto che non riesce nella ruleta, va tentato una giocata molto complicata, c'era però Calvaruso pronto a intervenire, difatti è rimessa Trem. Affaticato, cambia lato, va dalle parti di La Rosa che apparecchia, Affaticato, guarda la porta, secondo palo, buona palla, Molinaro allontana, poi Rizzuto, scontro con Aleandro La Rosa che ha la meglio ancora il 13, torna dietro, Affaticato, adesso è un dominio del Trem. Runfolo in mezzo a due si concede forse un dribbling di troppo, Condori molto bravo invece a fermarlo, e oggi a Condori manca il compagno di reparto, manca Salvo Davè, i due infatti li abbiamo visti dialogare alla perfezione nell'ultimo match interno, ma non solo, perché l'ultimo match interno contro Vigor San Cataldo vinto dalla squadra di mister Massimo Gallo, ha fatto una grande gara, intanto La Rosa calcia ma prende in pieno Molinaro, sarà quindi rimessa con Affaticato sul punto di battuta, va subito dietro verso Cristian Calvaruso, si appoggia La Rosa, ancora Affaticato, ancora una volta la possibilità di trovare un compagno in mezzo, trova però sempre l'opposizione di calcio d'angolo con Calvaruso, uno schema Affaticato, lo tocca Molinaro, palla lì, Calvaruso va giù, non c'è nulla però e Molinaro spazza più lontano che può. Sentiamo anche la voce di mister Calandra che dice ai suoi ragazzi di continuare in questo modo. Virruso, Aleandro La Rosa, vede Calvaruso, può puntare, secondo palo, sceglie invece la soluzione Runfolo, si gira, sponda, Calvaruso, Moulet, bravissimo qui a rimanere in piedi fino all'ultimo, che parata ancora, sta rispondendo benissimo qui. La Rosa, Affaticato, sbaglia il passaggio Runfolo, regala a Rizzuto, salta La Rosa, poi buono il rientro di Calvaruso che ha tanto cuore questo giocatore e recupera una buona palla in fase difensiva. La Rosa, Affaticato, nuovamente La Rosa in mezzo a due, riesce comunque a disimpegnarsi bene, palla al centro, Runfolo, buon di Runfolo, solo potenza, però qui forse le diamo il forse, doveva servire Calvaruso che era solo sul secondo palo.
Bongiovanni avanza con la sua solita tecnica il 10. Molinaro, palla dentro per Condori, si gira bene, fa sportellate con la rosa, alla peggio, Runfolo. Bongiovanni, grande intervento qui del 10, e per Runfolo forse commette fallo, forse no invece, perché fa continuare il dito di gara. Rizzuto, Molinaro, Bongiovanni, al momento non ci sono momenti per riposarsi, Bongiovanni prova l'imbucata verso Rizzuto, era giusta l'idea, ma forse un po' troppo su Francesco Virruso che respinge senza problemi. Entrambi i portieri con il completo blu, scelta delle due società. Nel frattempo noi vi ricordiamo come sempre sui canali di Sportisili avete visto alle ore 15:15 la sfida tra Palermo Futsal Club e Città di Marsala, vinta dai rosanero del presidente Pazzaglia con il risultato di 5-4, una gara molto sofferta, vinta però dalla ciurma del tecnico Gentile, trascinata dal ritorno al gol di Antonio Pisani. E se invece alle ore 18 puntualissimi come sempre la gara di C1 tra Merlo e Tremme. Affaticato per la rosa, alza la testa, cerca un traversone, c'è ancora una volta la tibia di Molinaro che non è d'accordo, e difatti calcio d'angolo con il signor Suriano che inizia a contare. Affaticato, buon lavoro Molinaro di fisico, trova Rizzuto, lungolinea, buona palla su Condori, Rizzuto che scusa Virruso invece in uscita, poi si scontra, vediamo il signor Bargione parla e dice alla prossima forse ti ammonisco, poi Molinaro da fuori, e stava trovando l'ennesimo gol così perché non è la prima volta, però il gioco è fermo. Poi Rizzuto a parlare con il signor Bargione, probabilmente gli dice devi battere quando te lo dico io, probabilmente, che stava parlando effettivamente con il portiere. Qui sentiamo mister Calandra parlare con Runfolo, dice di murare il passaggio, palla lungolinea, Rizzuto, prova un dribbling ed è Calvaruso l'ultimo a toccare. Buona giocata da parte dell'ex Palermo Calcio a 5, tantissimi anni. Poi Molinaro, e stava per farlo benissimo, non bisogna mai farlo calciare, ma credo che il Tremme lo sappia molto bene perché lo conoscono quel giocatore. Rizzuto, Calvaruso, buon lavoro, va giù, forse anche un colpo al viso, però si tocca infatti lì Calvaruso, vediamo, signor Bargione era molto vicino, non ha sanzionato nulla. Si è rialzato però Cristian Calvaruso, tutto ok fortunatamente per lui. È ancora fermo il gioco. No, io non l'ho chiesto. Andiamo, cerchiamo di capire quanto è passato. Adesso ci daranno anche... Poi calcio da fuori! Molinaro! Sono passati 7 minuti di gioco, ne mancano altri 13. 0-0 il risultato, Molinaro 2 volte andato vicino al gol. La prima è stata forse più bella come conclusione, la seconda più efficace, però quasi. Poi calcio da fuori anche Leandro La Rosa. Palla fuori. Rimessa tutta rapidamente. Poche interruzioni in questi primi set di gioco. Bongiovanni, Rizzuto vuole difendere su Calvaruso, buon lavoro, poi La Rosa, rimessa battuta rapidamente, Runfolo, vediamo se salta l'uomo, però il dribbling Molinaro però è un osso durissimo e guadagna anche il possesso. Che partita Molinaro, come sempre è il trascinatore dei suoi. Bongiovanni avanza con tecnica, si appoggia da Condori. Affaticato, lo porta verso l'esterno, ci riesce pure. Molinaro finta, scivola Runfolo, poi si appoggia da Condori che ha lo spazio e soprattutto guarda i compagni e trova Rizzuto, sempre con la sua numero 8, Vincenzo Rizzuto. Runfolo, buon lavoro di fisico, Calvaruso può partire, se la confeziona, calcia, Moulet, respinge bene, forse
Gli ha anche calciato di sopra Calvaruso, però qua in realtà poteva fare sicuramente molto meglio. Rizzuto, buon lancio in avanti verso Bongiovanni, le finte, la magia Verruso, si concede un dribbling rischiando tanto però. Affaticato per la tecnica di La Rosa che ne esce veramente meravigliosamente. Calvaruso con Molinaro, lotta con il fisico, buon lavoro del difensore, poi cerca anche un calcio di punizione, non c'è nulla, allunga la palla verso Rizzuto, Verruso, questa volta va a lungo, non si concede il dribbling, forse ci stava un po' più adesso che prima. Nel frattempo mister Calandra chiama un cambio, fuori Calvaruso, dovrebbe entrare Delisi, poi anche Ricotta al posto sicuramente di Runfolo. Molinaro, Bongiovanni, palla dentro su Condori, lotta, affaticato, buon lavoro ancora del numero 6 Runfolo, forse la sua ultima occasione prima del cambio. La Rosa, palla imbucata su Calvaruso, lotta Condori, alla meglio ancora Calvaruso, poi Molinaro con il fisico, vuole la finta, lo salta pure Molinaro, che partita, cambia gioco, Bongiovanni, Russo respinge ancora, che controllo però di Bongiovanni qui. Ed è anche rimessa da posizione comunque offensiva. Rizzuto, guarda la porta, allarga il gioco, Molinaro dentro Delisi. Poi Runfolo col fisico fa sempre un grande lavoro, Delisi è tecnico, doppio passo, salta Molinaro che è costretto anche a fare fallo, forse c'è un giallo, no, nessun cartellino giallo, signor Bargione gli dice forse alla prossima. Qui buon lavoro di Delisi che appena entrato si è subito procurato un calcio di punizione piuttosto interessante. Forse vediamo fuori Runfolo, vediamo no, anche se Ricotta è pronto ad entrare. Si è scelta oggi la fisicità di Runfolo piuttosto che la tecnica e la velocità di Ricotta. Andrà quindi La Rosa, vicino a lui Runfolo, che potrebbe essere una soluzione piuttosto interessante perché da lì con potenza potrebbe anche trovare la porta, anche se Mulè è un portiere che da fuori lavora tanto bene. La Rosa ha uno schema, ha affaticato, palla dietro, Runfolo incollato sulla suola, sotto la suola. La Rosa sceglie il mancino, mette dentro il pallone, Mulè molto bravo invece a bloccare, fa subito ripartire Molinaro. A me che? Condori. Poi Molinaro sulla pressione di Runfolo non ottimale, Rizzuto, tacco. Palla dentro, Condori, lotta col fisico, la tiene lì incollata, buon lavoro di Condori, che guadagna anche, invece no, non guadagna la rimessa laterale, sembrava di sì. Delisi. Affaticato, Delisi, ex Athletic Club Palermo, ricordiamo. La Rosa. Delisi va sul destro, calcia! Velocemente Mulè non la tocca, ma era comunque lì pronto a chiudere tutto. E poi cambio dentro Ricotta, fuori Runfolo. Adesso sicuramente vedremo meno azioni con appoggio sul pivot, ma probabilmente più velocità e tecnica. Non è dentro, Condori lavora in mezzo a due. Poi Delisi. Sarà rimessa laterale. Molinaro, Rizzuto, Ricotta, Rizzuto batte la rimessa laterale, va su Condori, affaticato, non lo fa girare, buon lavoro, poi si autolancia, La Rosa, buon lavoro, poi cerca con l'esterno ma sbaglia tutto, Bongiovanni, punta, doppio passo, punta, e qui invece affaticato fa un grande lavoro ancora una volta, e forse il migliore dei suoi per ora. Delisi con la punta cerca di allontanare il più possibile il pallone, ci riesce perché anche l'ultimo a toccare è stato Bongiovanni. Buon lavoro da parte dell'entrato. Affaticato, nel frattempo mister Gallo non fa nessun cambio ancora, però in realtà ci vuole smentire perché è pronto Girgenti, anche lui un altro ex della partita.
La Rosa allarga su Ricotta. Delisi, si punta Rizzuto. Delisi apre dalle parti di Affaticato, gioca il secondo palo, Molinaro chiude e poi Condori. Buon Giovanni, si accende anche un dribbling sulla Rosa, poi Ricotta la tocca. Condori nuovamente, palla incollata al piede di Cotta, lo pressa ma non riesce a levargliela, cambia tutto. Rizzuto chiamato da Molinaro. Buon Giovanni, palla imbucata, poi Condori, scontro con Ricotta, ha avuto la peggio, che ora deve uscire dal campo per dare spazio a Girgenti, meno tecnica, più fisico adesso in campo, e nel mismatch con Affaticato potrebbe essere una soluzione, vedremo. La Rosa cambia, Delisi la controlla, cerca il tiro di punta, Girgenti subito a dire la sua in questo match. La Rosa vuole spazio, Ricotta sponda, la Rosa calcia, Murato, poi ancora una volta Delisi in anticipo, chiama Virruso. La Rosa, buono aggancio, finta, vuole l'interno, poi si ferma, la Rosa ancora. Delisi, le finte, riesce a passare il pallone, Ricotta portato sull'esterno, forse Delisi voleva anche un fallo, qui salta Buon Giovanni, poi con il fisico il 10 sbraccia anche un po' troppo in realtà, però il signor Sudano era molto vicino e dice a Delisi di continuare, ma che dubbio, perché forse il fallo poteva anche starci in realtà. Sarà quindi corner con Delisi, Affaticato, Girgenti sulla pressione, Virruso, poi la Rosa, Delisi va al centro anche urlando da mister Calandra, viene fermato in mezzo a due. Buon Giovanni, recupera il pallone, cambia tutto per Girgenti, rientra, può cacciare sul destro, Virruso, è una saracinesca il portiere e salva tutto. Era rientrato con i tempi giusti Girgenti, però ha sparato addosso al portiere, doveva forse piazzarlo. Bravo, Soto! Stefano Affaticato, Delisi, la Rosa, aggancia non perfetto, poi taglia dentro il campo, molto bene qui la Rosa. Ricotta, osservato da lontano da Rizzuto. La Rosa, Delisi, si appoggia con l'esterno, Affaticato. Passaggio non dei migliori, la Rosa ritira comunque in campo, in mezzo a due, che giocatore la Rosa, scivolato di Buon Giovanni, la Rosa ancora, salta a tutti, non lo fermano praticamente mai, poi esterno imbucato, Rizzuto in raddoppio, la Rosa ancora, e Affaticato torna dietro. Gara molto intensa, non ci sono veramente momenti di pausa, momenti di break, Affaticato trova la Rosa molto largo sulla sinistra, punta, la Rosa sceglie l'interno, Molinaro. Poi fallo cumulativo per il fallo sulla Rosa. Gara molto corretta, non ci sono stati molti falli e lì laddove ci sono stati invece sono stati abbastanza corretti, ovvero falli comunque di gioco. Ricotta, buon lavoro, calcia subito Moulet, perfetto a respingere, e Ricotta queste giocate le deve provare perché è un giocatore molto tecnico e anche veloce. Delisi per la Rosa, pressione in mezzo a due, Girgenti è molto fisico, la Rosa però riesce a tenergli testa. Virruso dice di no per il rilancio in avanti, lo fa adesso, aggancio di Affaticato molto positivo, c'è Ricotta in mezzo, ma non lo lavora. Nel frattempo ancora panchina per Cottone ma anche per Gianmario Fuschi. Nel frattempo time out, dunque piccolo momento di pausa, dicevamo panchina sia per Capitan Fuschi ma anche per Davide Cottone, e chissà che non faccia il loro ingresso tra qualche istante perché sono due giocatori molto molto forti e dobbiamo vedere se effettivamente entreranno. Cottone sembra di sì, Fuschi forse ancora bisogna aspettare qualcosa. Cottone lo immaginavo come laterale, in realtà Fuschi pure.
Al momento è entrato De Lisi, poi c'è La Rosa, che sicuramente è difficile da avere in campo, però potremmo anche ipotizzare un La Rosa centrale per affaticato con Fuschi e Cottone. Insomma, sarebbe un trittico di tecnica incredibile con questi tre. Insomma, potremmo dire tante cose, però la tecnica di questi tre è incredibile. Nel grande gara del Merlo Calcio a 5 che sta giocando oggi con Cuore, Molinaro come sempre a temere in campo, ma anche Rizzuto, Bongiovanni a dire loro, grande occasione capitata tra i piedi di Girgenti, però Virruso è un grande portiere e dunque non bisogna dire altro, è un grande portiere, insomma. E dentro subito Cottone con la mano numero 10 fuori affaticato, e vediamo se sarà Cottone il centrale o se invece sarà La Rosa. Al momento è Cottone, però Cottone dice a De Lisi occhio perché Girgenti fisicamente è molto forte, dunque dammi una mano forse. Palla subito per Girgenti, lavora con il fisico, fa un grande lavoro, si allarga, calcia! Si era girato bene Girgenti e con Cottone in difesa Girgenti deve fare questa occasione perché fisicamente c'è un mismatch abbastanza importante. Cottone prova con la tecnica il suo primo pallone toccato in maglia 3, Ricotta portato alle spalle e fuori da Molinaro, poi De Lisi con l'esterno, la Cottone mette dentro palla che arriva sulla Rosa che però non accenna il controllo. Cottone, La Rosa vuole uno spiraglio, trova però i piedi di Girgenti. Cottone va centrale, De Lisi, Cottone ancora cambia tutto. La Rosa, adesso i due potranno duettare con tanta tecnica. La Rosa nel frattempo cerca anche un tiro, non c'è stata deviazione. 0-0 al momento corretto, con più occasioni da gol per il 3, però forse quella più ghiotta è stata della Merlo con Girgenti. Anche in realtà Molinaro ne ha avuti due, in realtà forse. Poi Cottone fa un grande intervento su Girgenti con il fisico, non era facile. De Lisi riparte il contropiede, De Lisi sceglie destro-sinistro, sceglie il mancino, salta l'uomo, fallo di Molinaro dal limite dell'area di rigore. Vediamo chi batte. La Rosa ha già alzato il braccio come a dire ok, adesso questa è mia. Vediamo se proverà uno schema o se invece cercherà la porta. Da lì è sicuramente molto ghiotta e anche centrale, praticamente un tiro libero però con la barriera, insomma, e fa tutta la differenza. Frattempo si riscalda anche Minnone, così come Fuschi. Fuschi potrebbe anche scendere in campo da pivot, così come Minnone in realtà. Quindi nel frattempo Rizzuto e Girgenti si scambiano di barriera perché il giocatore più forte fisicamente va all'interno, giusto così. Va La Rosa, vediamo se calcia con la sua solita precisione. Però ci sono due giocatori come Molinaro, è entrato anche Molinaro nel frattempo, non ci eravamo accorti, per Bongiovanni, e dunque doppio centrale per Mister Gallo. La Rosa è uno schema per la conclusione di Ricotta, murata, era giusta ma ben chiusa dalla Merlo. Diciamo doppio centrale, forse anche triplo, perché Rizzuto è un giocatore che gioca sì come laterale ma può ricoprirlo benissimo quel tipo di ruolo, è un giocatore sicuramente difensivo. De Lisi per La Rosa, gancio ottimo, poi imbucata, Ricotta, vuole velocità contro Rizzuto, torna dietro da De Lisi, tocco dietro, La Rosa, Ricotta, La Rosa se la porta avanti e Rizzuto è scivolata come sempre, sporca questo pallone, battuta fuori verso De Lisi che la controlla, buon lavoro De Lisi, Rizzuto lascia la gamba, poi La Rosa indica a Virruso di andare a prendere subito questo pallone e scaricarlo dalle parti di Cottone. Nel frattempo è pronto Minnone. Minnone probabilmente al posto di Ricotta. De Lisi cambia gioco molto bene. Cottone torna lì da De Lisi. Ecco La Rosa, controllo, carica il destro, murato da Molinaro. Col fisico vuole andare a rubare il pallone. La Rosa però non subisce neppure il fallo. Virrus al centro, Ricotta si gira molto bene per Ricotta, può partire con la sua velocità, poi si appoggia Cottone, cerca di ritorno, poi lo rifà di nuovo. I due si conoscono, erano lo scorso anno, ricordiamo, nella prima parte di stagione insieme allo Iato,
in verità c'era anche Gianmario Fuschi. Frattempo fuori Delisi, dentro Minnone, dunque questo è il cambio. E poi Fuschi forse per Ricotta adesso, perché ci sono ben 2 under in campo. Minnone allarga bene, cerca di dare un piglio diverso alla partita. La Rosa se la costruisce, prova il destro, Girgenti sempre molto utile. Poi Cottone, fuori Girgenti, riecco in campo Condori. Buona gara di Girgenti. Virruso, mancano 4 minuti nel frattempo al termine del primo tempo. Gara molto molto bella, 0-0 il risultato, ma non ci facciamo ingannare dai 0 gol, perché in realtà è una gara molto bella. Minnone, Cottone, c'è largo, la Rosa diceva adesso, ma verso l'interno, palla incollata, imbucata per Ricotta, e poi Mulè fa un miracolo a no sense. Che parata qui di Mulè. Ricotta se l'era costruita benissimo con questo controllo a seguire, ma qui non è errore di Ricotta, è bravura di Mulè. Ma anche il pubblico della Merlo qui a gasare i propri beniamini. Oggi ricordiamo manca forse il giocatore più importante, Salvo Davi, squalificato. Questa è un'assenza molto molto importante chi vista le prossime partite. Oggi Tremme, la prossima Athletic, insomma non un calendario facile. Molinaro si appoggia da Bongiovanni, rientrato in campo per Rizzuto. Una grande gara per l'ex Palermo Calcio a 5. Adesso si prende anche un meritatissimo riposo. Sarà rimessa laterale con Molinaro, palla imboccata per il fratello che prova una sponda, ma Molinaro non l'aveva capito, e dunque Ricotta, sempre molto tecnico dall'esterno. Minnone calcia, prende molto male, vuole subito ripartire verso Molinaro, testa Ricotta, poi Molinaro di testa per Condori, la controlla in mezzo a 2 col tacco, si gira, stava anche riuscendo, poi Molinaro, Virruso, fatto bene qui Marco Molinaro a calciare. Fuori Ricotta, dentro Gianmario Fuschi. Vediamo il capitano come inizierà la sua partita. Ultimi poco più di 3 minuti per lui. Molinaro riceve pressione di Fuschi sul fratello qui che la controlla con estrema calma. Lui che è un grande ex di questa partita scorso anno. Fuschi sbaglia il passaggio. Cottone, Ricotta, Aleandro La Rosa, dall'altra parte vede Cottone, poi La Rosa, Fuschi, aggancio e palla subito dietro verso Aleandro La Rosa che si appoggia da Cottone, sceglie l'interno, buona giocata, Cottone con la punta, e ci è arrivato praticamente all'ultimo Cottone per l'ultimo tocco di Bongiovanni, anzi no, da qui sembrava l'ultimo tocco del 10 però. E infatti Bongiovanni restituisce il pallone, molto sportivo perché è stato l'ultimo a toccare. Dicevamo, Cottone ha fatto una grande giocata perché è riuscito ad incunearsi all'interno dell'area di rigore e poi con la punta gli è rimasto il passaggio lì, proprio all'ultimo. La Rosa. Fuschi, versione pivot, Minnone. Le urla di Calandra, lo sentite anche qui. Poi Fuschi cerca il movimento con La Rosa che invece calcia con il sinistro, palla fuori in rimessa laterale, zona offensiva, palla dentro per Fuschi che non arriva a calciare, poi la tiene lì, la difende, lascia Cottone, ancora Fuschi, poi Minnone non rischia nulla, Virruso, Minnone, buon lavoro, La Rosa, tutti muti in campo per un piccolo rimpallo, favorisce Minnone che poi attacca un 3 contro 1, Minnone va su un mancino, Molinaro con le braccia ed è anche il cartellino giallo, gliel'aveva promesso il signor Bargione, gli dice hai preso la faccia ed è calcio di punizione. Vediamo chi batte perché La Rosa è una soluzione, ma attenzione anche a Fuschi che da lì potrebbe trovare un tiro importante. Mulè, vediamo quanti ne mette in barriera, sicuramente mancano 30 secondi nel frattempo. E in barriera vediamo Molinaro, Marco e Condori. Invece Molinaro Mario è vicino a Mulè con Bongiovanni invece a marcarsi Minnone. Sarà quindi calcio di punizione, La Rosa
In precedenza ha creato un'occasione con uno schema, questa volta vediamo se calcio, anche se è un po' più complicato rispetto all'azione precedente. Si stacca Molinaro e viene messo con forza da Moulet sul primo palo, lui invece avanza di qualche metro. Va La Rosa con potenza, Moulet quasi la blocca. Bongiovanni può ripartire veloce e tecnico. Bongiovanni salta tutti ma non Cottone. Una grande partita quella di Davide Cottone che si sta presentando benissimo con la nuova maglia. Molinaro imbucata, sponda di Condori, Minnone, c'è spazio, Fuschi può ripartire, contropiede Fuschi, apre bene per l'anco di torno di La Rosa e si riparte poi con Molinaro. Non c'è veramente un momento per fermarsi, Molinaro cerca di controllare, c'è il ritorno di Cottone in questa sfida tra numero 30 e numero 10, viene vinta al momento dal 10. Il calcio d'angolo, manca però veramente una manciata di secondi. Bongiovanni aggancia perfetto, calcio con la punta, Minnone respinge. Si è sostituito qui a Virruso. Mancano 10 secondi, 9, 8. Bongiovanni, Cottone. E la tocca col braccio? Forse no. Perché dunque finisce il primo tempo con il risultato di 0-0. Grande partita, come diciamo anche in precedenza. Non fatevi ingannare dal risultato, un 0-0 ma con tantissime occasioni. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi perché solo qui sui canali sportivi il secondo tempo della sfida. A dopo! Parto subito con la domanda un po' piccantina. Maggiore il rammarico per non averla chiusa o per aver preso gol su una ripartenza che poteva forse essere gestita meglio dai tuoi? Sicuramente doveva essere gestita meglio, però magari dopo il cambio abbiamo perso un po' dei riferimenti e quindi si è ritrovato solo, però era una partita da chiudere prima. Potevamo sbloccarla anche prima perché pronti via prendiamo un palo con Santi, abbiamo creato qualche occasione e loro una buona squadra che ha un buon palleggio, hanno creato anche loro e alla fine penso che il pareggio è giusto. Tra l'altro oggi per la prima volta abbiamo visto il tridente al gran completo al primo minuto. Che impressioni ha avuto anche in base al minutaggio che avevano ciascuno di loro? Santi rientrava, quindi era già deciso tra virgolette il minutaggio, però voglio menzionare la grande prova del capitano che è rientrato dopo un lungo stop, non era per niente al 100% e quindi lo spirito che voglio è questo, di giocatori che devono combattere prima di tutto quello che non abbiamo avuto tutti, e si è visto perché abbiamo subito delle azioni dove non ho visto voglia, quindi questa è la cosa che mi lascia più rammarico. Noi siamo una squadra che se non andiamo a 1000 diventiamo vulnerabili, quindi in settimana possiamo lavorare poco perché mercoledì abbiamo il recupero e quindi adesso da domani ci proiettiamo alla partita di mercoledì del recupero col Marinese. Riccardo Benante, pareggio acciuffato nel finale ma che comunque premia gli sforzi di una squadra che anche quando è andata sotto non ha mollato e ha continuato a giocare. Sì, come hai detto bene, non abbiamo mollato niente e anche oggi mi hanno fatto divertire perché non posso dire diversamente. Primo tempo di grandissima qualità, quindi siamo andati sotto purtroppo sull'ingenuità contro queste squadre importanti quando sbagli ti fanno male. Però siamo stati bravi comunque a continuare a giocare, a crederci, dobbiamo chiudere nel primo tempo perché non puoi avere 4 palle gol davanti al portiere e sbagliare tanto. Quindi purtroppo sono cose che succedono, però mi va benissimo aver messo la firma prima della partita col sangue per un pareggio qui, squadra importante, quindi sono contento. Ecco, prosegue la corsa di una squadra che al netto di quello che si diceva all'inizio della stagione comunque è al netto del divertimento che stai vedendo ma che vedono quelli che vedono giocare la tua squadra, una squadra che comunque concretizza al di là di quello che è il tanto gioco creato. Ma io ti dico una cosa, io con loro ho un patto dal primo giorno di ritiro, i ragazzi sanno da subito che non hanno mai avuto una grossa stima da parte della gente, c'erano giocatori che non venivano a parte Nico a luglio perché io nelle bande non ci vengo e quindi i ragazzi lo sapevano perché hanno sempre saputo questa situazione, ne abbiamo sempre parlato, ho chiesto loro di tirare fuori l'orgoglio perché per me è una squadra forte, una squadra che ha qualità, è una squadra che può fare grandi cose, ma se si rimane con un'umiltà, che è quella che state vedendo per ora in campo, e con la voglia di dimostrare qualcosa di bello. Ecco, per chiudere, riprendo uno stralcio della tua intervista post Castellammare di Coppa. Hai detto: ho tanti giovani, non so cosa aspettarmi, posso aspettarmi una partita ricca di errori, come è stato per esempio in quel caso,
però una sensazione che si vede è che la squadra sbagli veramente poco rispetto all'inizio. Il merito da che parte sta? Il merito sta da parte loro, perché fare quello che vogliono non è facile, non è assolutamente facile. Cioè, io voglio il facile, ma giocare facile tante volte è difficile. E quindi cercare di giocarla sempre quando sei sotto pressione. Il 90% di loro non ci è abituato, perché tanti di noi è una cosa che non vogliono, perché i risultati alla base di tutti quanti. A me il risultato non mi interessa niente, io devo andare in campo e mi devo divertire, quindi posso vincere, posso perdere, posso pareggiare, ma a me la qualità è quello che mi interessa, la qualità di un primo controllo, la qualità di un passaggio, di una corsa, e quello è il bello del calcio, anche perché avendo una squadra giovane, se io faccio fare loro questo è possibile che loro possano avere un futuro un domani. Se io gli dico di buttare la palla lunga perché mi interessa vincere il campionato, perché io spero di andare ad allenare l'Inter, a me non interessa. Abbiamo concesso parte del primo tempo agli avversari, a cui bisogna dare merito. Noi sì, abbiamo preso gol su un errore individuale, però non mi piace parlare di errori individuali in un contesto collettivo. In quel caso potevamo aiutare Mané meglio a uscire la palla da dietro e non prendere un gol evitabilissimo. E poi nel secondo tempo di fatto abbiamo fatto una buona gara, abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a trasformare in rete, e quindi esce fuori questo 1-0 e bisogna fare i complimenti agli avversari. Uno dei meriti del Castellammare è che dispone di un blocco basso ben organizzato, difficile da scardinare, quindi ho cercato di dare fiducia che avrebbero trovato quelle occasioni da gol. E siamo tornati per commentare questo meraviglioso match tra Merlo Calcio a 5 e 3M Calcio a 5. Risultato di 0-0, ma come abbiamo già detto più e più volte, non fatevi ingannare dal risultato, perché è una gara molto molto intensa e anche tanto divertente. Nel frattempo il quintetto iniziale sarà dunque partendo dai padroni di casa con Moulet, Molinaro, Rizzuto, no, forse Rizzuto la casacca, no. Quindi Molinaro, Condori, Bongiovanni e l'altro Molinaro, dunque Mario e Marco. Rizzuto voleva forse farci sbagliare, ma non è così, non ci è riuscito. Dall'altra parte invece vediamo Fuschi in attacco, Cottone, Minnone, La Rosa e Birruso tra i pali. Queste dunque le scelte dei tecnici Gallo e Calandra. Sul punto di battuta vediamo Gian Mario Fuschi, ex Termini, ex anche Iato, insomma tante piazze con categorie sicuramente più alte per Gian Mario Fuschi, capitano di questa formazione che è tornato dopo aver scontato una squalifica lunga un anno. Nel frattempo si attende
che il signor Bargione e il signor Suriano dicano che si possa finalmente ricominciare il match. Mi raccomando all'interno, grazie. C'è tanto freddo in questa partita. Ricomincia il secondo tempo con Fuschi che si appoggia dalla Rosa. Il gancio non è meraviglioso, ma si appoggia adesso da Cottone all'esordio, ricordiamo. La Rosa prova l'imbucata, sbaglia Molinaro, palla che passa, Cottone col tacco, Fuschi e poi Minnone. Abbiamo visto la Rosa, Minnone, lungo linea, Fuschi, palla subito di ritorno, ancora Minnone, la Rosa. Può calciare, Cottone, guarda i compagni, poi la Rosa con la punta! Boccamolè! E fa il gol dello 0-1, cuore verso la telecamera, dedica speciale per Leandro La Rosa, che sblocca questo risultato con un tiro da fuori. Al momento si era vista che era la specialità di Mule, questa volta non è stato perfetto, 0-1. Nel tempo si lamenta un po' Bongiovanni, dice ai compagni di uscire prima. Mule che era stato fino a questo momento perfetto, soprattutto nelle conclusioni da fuori. Questa volta si è fatto bucare. Stava facendo una partita straordinaria Mule. Nel frattempo si riscalda Fabio Lucchese, che è uno degli under interessanti di questa formazione. E il suo ingresso potrebbe significare anche un cambio in porta con Taormina, però in realtà Mule sta facendo una grande prestazione. Ruletta, che giocata qui di Molinaro! Fallo di Fuschi che dice fa la Veronica, però prende a me il piede. Questo insomma è il solo virgoletto che abbiamo sentito. Però qui che giocata di Molinaro, perché in mezzo a tre chi è uscito col possesso è proprio il 30. Insomma, tanta qualità di famiglia anche che vediamo Mario Molinaro. Andrà Molinaro, il fratello però a battere, che va con potenza, respinge Verroso, grande quella risposta, però buona pure la conclusione. Poi da fuori Bongiovanni la blocca addirittura Verroso, che fa subito ripartire i suoi. Molinaro con il petto, puntualissimo. Adesso Condori si era girato bene, ma poi si è chiuso in mezzo a Cottone e La Rosa, che avanza. La Rosa ancora, Cottone, prova il dribbling, Molinaro non si fa fregare. Adesso la Merlo deve cercare di alzarsi un po' e di creare delle azioni offensive, perché il baricentro è molto basso. Ci sta. Nel frattempo è giù Minnone, scontro con Condori. Con Condori che dice che Minnone è andato lui verso il 7. Però tutto ok adesso, si è rialzato. Molinaro restituisce il pallone con sportività, una gara molto sportiva comunque. Abbiamo visto non molti interventi irregolari, quelli che ci sono stati però sono sempre stati comunque dal punto di vista calcistico nulla di più. Quello che chiaramente voglio vedere in tutte le partite, non soltanto di questa competizione, ma qualsiasi. La Rosa, buona giocata, 1-2, Fuschi, sponda, Cottone, lascia lì sulla Rosa, vuole il dribbling, Molinaro però, e se la trascina fuori la Rosa. Buon lavoro ancora di Molinaro, una grande partita. Mario Molinaro, Bongiovanni, nel frattempo continua il riscaldamento Lucchese, sbaglia Bongiovanni, poi Fuschi cerca l'imbucata, era molto intelligente verso la Rosa che però è troppo esterno, poi Bongiovanni va a rimediare all'errore di prima e dunque calcio d'angolo, palla dentro, Fuschi la controlla, calcio con il mancino, non ci ha pensato due volte quel capitano, aggancio col destro, tiro col sinistro, un po' sfortunato perché è stato chiuso. La Rosa, ecco che invita Cottone
Fuschi, Cottone, ancora Fuschi, palla mancina sulla Rosa, vuole il dribbling, scivola Condori, taglia al centro, la Rosa ancora Bongiovanni, super Cottone, Fuschi, carica il destro, poi apre, Minnone una finta, Cottone, c'è Condori sempre molto puntuale sulla fase di pressione, ma sbaglia lo stesso Execus e dunque rimessa dal fondo per la Merlo. Dicevamo è pronto ad entrare Lucchese, vediamo al posto di chi, se al posto di Marco Molinaro o di Bongiovanni come laterale, il cambio potrebbe essere su quello, però significherebbe giocare con 2 under, Minnone, Fuschi, poi Condori e Cottone. E Matteo si sta riscaldando Calvaruso perché effettivamente a parte i primi minuti del primo tempo non l'abbiamo più visto in campo e quando bisogna segnare Calvaruso è sicuramente una scelta giusta. Fuschi, Minnone, la Rosa, Fuschi, la Rosa, si inserisce il capitano, si preferisce però andare da Cottone, pressione di Condori, la Rosa va a destra, Minnone, le finte, buona giocata, manda a spasso Molinaro, Minnone guarda il secondo palo, chiude invece il fratello di Molinaro, ovvero Marco in questo caso, poi Cottone allarga verso Minnone, buona giocata qui su Mario Molinaro che forse subisce il primo dribbling della sua partita, un po' una statistica alla Virgil van Dijk così, per citarne uno. Fuschi non ha fretta di giocare, il risultato è di 0-1, ricordiamo per chi si fosse sintonizzato in questo istante, gara molto molto bella con 2 squadre che stanno giocando in maniera molto equilibrata, forse il pareggio sarebbe il risultato più giusto per quello che stiamo vedendo, ma è stato la Rosa a bucare il portiere avversario. La Rosa, buon lavoro qui, ne salta 1, ne salta 2, poi si ferma sulla pressione di Molinaro. Cottone lascia lì il pallone, la Rosa avanza, taglia al centro, la Rosa salta tutti, la Rosa Molè, cosa ha preso il 22 e si riporta in contropiede con Condori. Poi Minnone alza, apre forse un po' il braccio, ma non c'è nulla. Che parata di Molè che oggi sta veramente rispondendo alla grandissima. Condori in mezzo a 2, sbaglia perché non si appoggia prima. Fuschi. Cottone e nuovamente Gianmario Fuschi. Aiutalo. Vuole un appoggio di La Rosa che arriva soltanto adesso con qualche istante di ritardo. No look classico di La Rosa. Fuschi, Minnone. La Rosa quasi senza vedere ancora una volta. Cottone vuole un passaggio dentro. Issa Calanda ma non c'è nessuno. La Rosa, Fuschi. Virruso. Va lungo. Direttamente da Mule che la prende forse anche un pizzico con la faccia. Bongiovanni, Molinaro alza il braccio quasi per chiamare un'uscita dalla pressione. Bongiovanni col tacco, ancora Molinaro vuole la spazio per il suo sinistro, poi si appoggia Molinaro col mancino del fratello, c'ha proprio Mario in questo caso. Dritto però sulle gambe di Minnone. Condori sempre spara alla porta, lavora bene il 7 che vuole passare, però con Minnone La Rosa è un po' complicato. Poi Molinaro prende forse un colpo nel modo di infilarsi. Molinaro mette forte in mezzo Virruso Condori, poi Cottone qui salva tutto perché stava praticamente, senza stava, aveva praticamente concluso in porta. Condori un po' sfortunato. Fa Marco Molinaro, Condori, non si sono capiti due, era giusta l'idea. Poi La Rosa ha subito cercato da Virruso, può avanzare il 13, cambia tutto, Fuschi rientra, ma sul mancino viene chiuso da Molinaro e poi Condori.
Poteva forse calciare anche di prima Fuschi, non se ne è sentito, voleva orientare invece sul mancino. Molinaro, Bongiovanni, le finte su Minnone, sceglie il dribbling sull'esterno ma sbaglia perché Minnone non si fa saltare, grande gara del giovane, Minnone va sul mancino, potrebbe calciare, non ci pensa, poi la Rosa apparecchia, poi ancora lì sull'esterno, Molinaro super, che intervento, che partita, ma ormai non è più una novità. Palla dentro, Condori si appoggia per Molinaro che cerca l'imbucata, Veruso blocca, poi vuole velocizzare, si è appoggiato su Fuschi. Fuori Fuschi, dentro Calvaruso. Cottone. Poi fuori Minnone alla prossima interruzione però. Dentro Ricotta. Una buonissima gara di Minnone. Mister Gallo invece non vuole cambiare nulla, si sta affidando tanto alle sue ragazze. Fa pochi cambi ma li fa molto intelligenti. Però ci sono anche tanti under, anche due portieri indistinti, insomma. Però stanno agendo praticamente soltanto quelli che vedete in campo, in più Rizzuto e Girgenti. Dunque soltanto 6 giocatori di movimento e 7 con Moulet. Ci sono infatti 5 giocatori che ancora non sono entrati. Spiccano per esempio Yander, Catalano, Romagnolo. Anche i portieri. Taormina. Anche Costanza. C'è anche Lucchese. Poi Molinaro da fratello maggiore a sgridare il più piccolo qui, forse non so per quale motivo, che non sembrava che Molinaro avesse fatto degli errori. Marco Molinaro, Mario Molinaro, palla ancora al fratello, la tiene lì sulla pressione di Calvaruso e Cottone. Bongiovanni sbaglia però. Nel frattempo affaticato sta per rientrare al posto forse di Cottone. E invece Mister Gallo adesso fa un cambio. Fuori Bongiovanni, dentro Fabio Lucchese. Un ragazzo molto giovane ma che non bisogna mai sottovalutare. Ricotta ancora, Moulet, che partita! Che qui forse sta dando qualche risposta anche a Mister Gallo, perché il titolare è Taormina, lo sappiamo, anche il capitano. Però Moulet oggi sta forse dicendo qualcosa al mister, del tipo ci sono anch'io. Vediamo se questa partita potrà cambiare le gerarchie. È qualcosa che chiederemo nel post match a Mister Gallo, che solitamente è molto chiaro nelle risposte. Ricotta, buon dribbling, salta uno, salta il secondo, palla che rimane lì. Calvaruso dritto sul polpaccio di Molinaro. Nel frattempo si sta riscaldando ancora Girgenti, che potrebbe fare il suo ingresso per cercare di mettere un pizzico di fisicità e forse anche il più che famoso gol dell'ex. Poi conclusione da Rosa. Dicevamo Girgenti che ha già segnato contro il Tremme Calcio a 5, si trattava da partita di Coppa, ma si giocava al palazzetto, era un calcio completamente diverso, era l'inizio di stagione. Ricotta, 1-2 con Cottone, palla che non ritorna tra i piedi dell'ex Iato, prova a crossare ma sbaglia. Molinaro col fisico, Cottone da dietro sul pallone, grande il suo lavoro. Poi Ricotta apre per Cottone, secondo palo, Ricotta ancora guarda la porta, cerca la conclusione, poi Calvaruso a due passi con quel facilissimo, e fa 0-2 l'esultanza e l'abbraccio con Gianmario Fuschi. Quindi errore della parte di Mario Molinaro, che voleva forse un calcio di punizione, però Cottone è stato bravissimo perché da dietro l'ha fermato in maniera regolare. Subito anche il cambio, dentro Girgenti, fuori Condori. Oggi però Condori qualcosa manca e il suo nome è Salvo Davide, perché si nota troppo la mancanza del giovanissimo calciatore ex Mazzara, ex Palermo Calcio a 5, lui che è probabilmente il giocatore più importante di questa squadra, perché è capace di attaccare e di difendere praticamente in un modo unico. È molto forte Salvo Davide, lo sa bene, infatti Mister Gallo, e poi ovviamente gli chiederemo anche quanto è stata determinante la sua assenza in questo match. Affaticato con Lucchese che lotta, ci prova, poi 1-2, esce benissimo, affaticato, trattenuta, si continua, secondo palo, la Rosa, Moulet ancora, però forse c'è anche un giallo, vediamo, no, nessun giallo, però cumulativo col signor Bargione che lo cumula adesso.
Il vantaggio non c'è il giallo. Se la porta 3 metri, se la porta con la magliettina. Poi Virruso dice alla propria panchina di non lamentarsi. Una grande partita quella di Moulet. Non ha potuto nulla sul secondo gol, era tanto complicato. Palla geniale, messa in mezzo. Ha faticato, Ricotta, si gira lo spazio, cerca il destro, Molinaro lo conosce, lo sa bene, lo ferma. Molinaro esce bene, palla al piede, poi Fabio Lucchese si appoggia ancora verso Mario Molinaro, adesso Marco in possesso. Vuole col mancino i compagni, trova Lucchese, palla imbucata, ancora Molinaro, chiude però ha faticato. Moulet. Vediamo se ci sarà invece la possibilità di vedere il quinto uomo per la Merlo, perché è una tattica comunque che può dare fastidio. La Rosa prende questo pallone, diciamo, vediamo se ci sarà la possibilità di vedere il quinto uomo, magari negli ultimi istanti con Bongiovanni, che potrebbe, secondo me, fare anche questo tipo di giocata. Intanto dentro Rizzuto, fuori Molinaro. Ha fatto una grande partita Vincenzo Rizzuto, poi non era più entrato. Girgenti, spalle alla porta, in mezzo a due, lotta come sempre, e la rimessa è De Lupi. Calvaruso cambia gioco, La Rosa, per lui tutti i minuti in campo, non è uscito neppure un istante. La Rosa apre benissimo, Ricotta, il legno, però questa volta non aveva difeso bene la Merlo. Infatti mister Gallo dice qualcosa a Molinaro, chiede scusa, a dire forse ok Mario, adesso mettiamo la testa. Rizzuto, Girgenti, Rizzuto, c'è dentro Lucchese che rientra adesso, Calvaruso è molto bravo, poi va via. Vediamo se c'è cartellino giallo per Rizzuto. Non è d'accordo Rizzuto, però. Sarà quindi cartellino e calcio di punizione con Ricotta e Calvaruso. Adesso cerchiamo di capire quanto è mancato. Dovrebbe essere passati 9 minuti e 23 secondi. Non mancano 9 minuti e 23. Quindi siamo praticamente nell'ultimissima frazione di gioco, la seconda metà, quella che poi ci accompagna al risultato finale. Una gara molto molto bella, 0-2 risultato. C'è stato però tanto equilibrio, forse nel secondo tempo più 3 in realtà. Le occasioni importanti nel primo tempo sono state per lo più del Merlo calcio a 5, con Molinaro che 2 volte, anzi 3 volte ha calciato, o meglio 2 volte Mario Molinaro, una volta Marco Molinaro ha calciato verso la porta, anche molto bene. Poi Girgenti ha avuto un'occasione colossale con un super intervento di Virruso. Anche nella seconda frazione un calcio di punizione battuto da Molinaro. Tanto Calvaruso esce benissimo, Ricotta arriva dentro, Calvaruso, Rizzuto salva! Anzi non l'ha toccato! Qui sembrava effettivamente avesse toccato a Rizzuto. Noi facciamo i complimenti a Rizzuto perché ha fatto un grande intervento, ma forse è stato ancora più bravo perché l'ha fatto toccare all'ultimo a Calvaruso, ma è scivolata Rizzuto ancora, lotta! Qui si sta battagliando il numero 8 che sta effettivamente aumentando i giri del motore, poi time out. Ha subito anche il fallo Vincenzo Rizzuto. Una buonissima partita dell'ex Palermo calcio a 5. Adesso si sta lamentando un po' col signor Suriano. C'è anche Girgenti a dire qualcosa. Adesso mister Calandra sta dando indicazioni in panchina, ma anche mister Gallo. Mister Gallo adesso deve cercare di mescolare un po' le carte. Sta parlando con Rizzuto, con Molinaro, anche con Marco Molinaro che è molto carico. C'è anche Taormina lì, che adesso si gira, Lucchese in campo. Forse il giovane numero 20 non è riuscito ancora a spezzare il fiato perché è un ragazzo con tanta tecnica che può giocare bene la palla, ha anche fatto gol in Coppa, ricordiamo, contro il Tremme Calcio a 5 nella gara di ritorno, un gol che poi non fu tanto importante per le sorti della partita, in quanto avvenne praticamente a gara quasi conclusa, però un ragazzo che sa trovare la porta, un ragazzo molto tecnico e con la sua velocità può dare filo da torcere alla difesa del Tremme Calcio a 5. Nel frattempo nessun cambio, crediamo. Nessun cambio.
Vediamo, c'è Rizzuto, c'è Girgenti, c'è anche Molinaro, Muleri, Lucchese, dunque nessun cambio. La Rosa, Calvaruso, Ricotta, Affaticato e Virruso. Invece le scelte sempre di mister Calandra, quando manca veramente poco. Mancano circa 9 minuti. Non manca poco in realtà, perché mancando 9 minuti c'è ancora tutta la seconda parte della seconda frazione. Ora, 1-2, assieme, assieme. Girgenti, Rizzuto, Molinaro, Ora, basta di Cristian, bravo. anche lui come la Rosa, tutti i minuti in campo. Occhio alla palla. Gli unici giocatori di movimento a non essere mai usciti, ma sono anche i perni fondamentali. Quindi, insomma, siamo d'accordo. Virruso, Ricotta, avanza sul destro, è velocissimo, Ricotta dentro per Calvaruso, palo palo, cosa si è divorato, poi la Rosa, salta anche Calvaruso. Incredibile ciò che ha sbagliato Calvaruso. Rizzuto in anticipo, buon lavoro, il break di Rizzuto che forse può calciare, poi va dentro, va giù ed è calcio di punizione nettissimo. Qua si lamenta affaticato, però credo che non ci sia veramente nulla da lamentarsi. Rizzuto era praticamente arrivato in porta e caduto giù, fallo, calcio di punizione. Virruso ha preso il pallone, però non può battere subito Rizzuto, perché ricordiamo che è stato un cartellino giallo e dunque c'è bisogno di un fischio. Ho capito, però lui sta correndo e cade col suo piede. Il calcio di punizione, vediamo chi batte, ma la soluzione credo che sia abbastanza semplice, ovvero Mario Molinaro. Lui che è lo specialista di questi tiri da fuori, lui che ha un grande destro, lui che è un ex di questa partita, lui che potrebbe riaprire questo match e lo vorrà sicuramente fare. Vediamo come calcia però. Parla con Rizzuto, c'è Lucchese largo, ma da lì credo voglia anche calciare. Calvaruso è l'unico in barriera. Si sta proteggendo Calvaruso, andrà Molinaro con potenza, prende la Rosa, calcio d'angolo, va Rizzuto, Occhi in mezzo, occhi alle spalle. palla dentro, Lucchese, Rizzuto va fuori, poi Molinaro, conclusione quasi per allontanare il pallone più che calciare verso la porta. La Rosa riceve, mette secondo palo, Calvaruso l'aggancia ma non basta per arrivare a calciare, poi Lucchese, buon lavoro qui, il dribbling si è affaticato, se la allunga un po' troppo e poi Ricotta chiude, era Ricotta, non ha affaticato, chiedo scusa. Laterale, va bene così, bravi. Poi pronto, ritorno in campo Delisi. Ora, fermi. Basta. Ora palla. Ma al posto di chi? Perché Delisi è un laterale, sicuramente non per Ricotta che è un under. Occhi in mezzo, occhi in mezzo. La Rosa potrebbe in realtà lasciare il campo, e invece no, esce Calvaruso. Cristian, uno solo. Vieni qua. Virruso prende tutto il tempo possibile, Calvaruso, il fisico contro Lucchese, la tiene bene Calvaruso, Lucchese fa un grande lavoro e guadagna anche il calcio di punizione, buono qui il contrasto. Un po' stanco Calvaruso effettivamente. Mister Gallo però ancora una volta non vuole mescolare più di tanto le carte. Dicevamo, l'assenza di Davì è un'assenza incredibile. Girgenti, Rizzuto, le finte di Girgenti, anzi di Rizzuto, chiedo scusa, con Virruso che cerca la porta, Mule blocca. Molinaro, dentro Delisi, fuori Calvaruso. Lucchese va dentro, cercare un compagno, trova Rizzuto, alza il pallone, non benissimo, Molinaro. Rizzuto, lungo linea, Girgenti, fa un grandissimo lavoro, cerca il secondo, poi Rizzuto, poi calcia! Lucchese mantua la porta, Rizzuto si mette davanti, calcio di punizione. E qui tutta l'intelligenza, l'astuzia di Vincenzo Rizzuto, perché si è messo davanti e poi l'ha faticato, lì l'ha preso.
e calcio di posizione, e da lì Molinaro credo che se prima è andato verso la porta, adesso credo che lo farà ancora di più, ma soprattutto quinto fallo, e adesso il 3M deve stare molto molto attenta, perché da lì non puoi concedere un'occasione del genere a un giocatore che si chiama Mario Molinaro. Ammesso e concesso chiaramente che calci lui, però crediamo di sì. Per questo calcio di punizione andrà Girgenti, anche lui un grande ex della sfida, scorso anno vestito proprio la maglia dei lupi, arrivando fino alle playoff, perso contro lo Sporting Alcamo, squadra che adesso è in Serie B. Andrà Girgenti, ci immaginiamo una botta potentissima di punta. Poi forse Runfolo entrerà tra qualche istante. Ricotta. Andrà Girgenti forse con tutta la forza in corpo, vediamo. Girgenti con la punta e prende sul palo affaticato che salva tutto. Adesso un po' di sfortuna però per il Merlo. Lucchese cerca la conclusione anche lui, ma Girgenti lo chiama, gli dice appoggiati qui. Virruso, La Rosa, pressione alta di Rizzuto, chiama la pressione a uomo Mister Gallo, ed è giusto così. De Lisi, palla geniale, La Rosa c'è sul secondo palo, Ricotta, La Rosa sceglie destro-sinistro, va sul destro, Rizzuto ancora una volta è perfetto, una grande partita per Rizzuto, forse tra i migliori in campo dei suoi, sicuramente insieme a Moulet è tra i migliori Rizzuto. Un grande acquisto da parte del presidente Wilson Merlo, che lo ha strappato alla corte di Salvo Messeri del Palermo Calcio a 5 dopo aver fatto tantissimi anni lì, essere cresciuto proprio nel settore giovanile rosanero. Ha scelto invece di approdare e crearsi quindi una nuova avventura, e al momento possiamo anche dire che è decisamente positiva. Girgenti col fisico, poi De Lisi 2 contro 1, finta, va sul sinistro, Moulet ancora chiude, però doveva darla da affaticato qui. Calcio d'angolo con De Lisi, battuta non precisissima, un po' rischiosa, poi La Rosa con un destro-sinistro elegantissimo, entra dentro La Rosa, alla peggio con Rizzuto, ancora una volta fa una grande chiusura, Rizzuto si ferma, poi riparte, Rizzuto va giù, stavolta non c'è nulla però. Ricotta si gira sempre molto bene in velocità, Ricotta è veloce, va sul destro, Ricotta calcia, Moulet ancora, è incredibile l'1 contro 1, le ha prese tutte. Poi da fuori affaticato prende anche Ricotta forse. La Rosa, De Lisi, punta Molinaro, va sul destro, lo salta, poi c'è che il passaggio, palla che non passa, De Lisi mette dentro, e poi Girgenti forse ha preso una botta, scontro con Ricotta, e Ricotta è molto dolorante, mette davanti anche Girgenti. È molto molto dolorante. Dentro Runfolo, mancano 6 minuti, non c'è nessuno a destra adesso, e infatti ci va Runfolo lì. Rizzuto chiama Girgenti ad una posizione più laterale sulla destra, non è arrivata però, Rizzuto scambia con Molinaro, finta di andare di Lucchese, che però forse non ha impattato bene la sua partita. Ci si aspettava forse qualcosa in più dal giovane numero 20. Girgenti, ancora Lucchese in mezzo a due, a passare non riesce, Runfolo poi ha faticato, buon lavoro, La Rosa si gira con Rizzuto ancora una volta, La Rosa secondo palo, Rizzuto ha preso pure questa. Che partita di Vincenzo Rizzuto! Ed è calcio d'angolo, ancora una volta pericolosissimo, La Rosa
però è una prestazione incredibile di Rizzuto. Nel frattempo viene creato un time out con Ronfolo, però il gioco è fermo. Sì, il gioco è fermo. Dunque time out quando manca poco meno di 6 minuti, 0-2 risultato, gara molto molto avvincente, mancano 4 minuti, ci correggiamo, gara molto divertente con la Merlo che è andata vicina comunque ad accorciare quantomeno le distanze con Girgenti su punizione, ma una gara comunque positiva. Poi sicuramente il man of the match è Moulet, su questo dubbi ci sono veramente pochi. Dall'altra parte sicuramente partita ottima di Aleandro La Rosa, un po' come sempre potremmo dire, anche Minnone ha fatto una buona gara. Ora è rientrato in campo anche Ronfolo per questi ultimi 4 di gioco. E si ritorna in campo dunque con La Rosa affaticato, Ronfolo e Delisi, d'altra parte invece Bongiovanni, Rizzuto, Condori e Molinaro. Dunque Mister Gallo prova l'assalto finale con Bongiovanni, Condori, Rizzuto e Molinaro, queste le scelte, quindi vediamo se Mister Gallo proverà e tenterà dunque il quinto di movimento. Forse sì, perché si cercava una casacca, quindi presumiamo di sì. Delisi, Ronfolo, La Rosa, pressione di Rizzuto, sempre molto puntuale. Delisi, La Rosa. Poi Molinaro, Delisi nasconde il pallone, buon lavoro. Sbaglia il passaggio, poi Condori va sul destro, prova a calciare. Mura La Rosa. Sempre incredibile Leandro La Rosa. Ronfolo se la porta lì, poi cerca la porta, Moulet chiude sul primo palo e Bongiovanni adesso ha lo spazio per partire. Condori, gancio perfetto del 7. Rizzuto deve alzare adesso un po' i giri del motore. Molinaro, Bongiovanni lo fa lui con la punta, palla che arriva su Condori, si appoggia, non c'è nessuno, in 4 contro 1, nessuno lo aiuta però. Poi Condori non poteva fare praticamente nulla, era tra 4 maglie verdi, era una tana dei lupi potremmo dire. Poi fuori affaticato, dentro Davide Cottone e con molta probabilità finisce la sua partita. Virruso va lungo direttamente dal collega Moulet. Rizzuto prova ad alzare lui il baricentro della squadra, guarda Molinaro ma sceglie la soluzione Bongiovanni, quella più offensiva. Ancora Rizzuto, Molinaro prova una conclusione da fuori. Murato oggi tanta difficoltà nel trovare il gol per entrambe le formazioni, mancano 3 minuti e 10 nel frattempo. Rizzuto, c'è ancora tutto il tempo però per crederci, lo deve fare la squadra di Mister Gallo perché sappiamo è una squadra molto pericolosa. Bongiovanni va sul destro, prova a calciare Murato, poi Delisi, Cottone esce bene dalla pressione. La Rosa nel frattempo non ha ancora debuttato Palazzotto, forse ancora non è in condizione dopo un brutto infortunio. Ronfolo la tiene lì, Cottone, La Rosa, poi Ronfolo sulla pressione non perfetta di Molinaro, guarda la porta, spara fortissimo sul primo palo, batte Moulet, questa volta non poteva nulla ed è 0-3, l'abbraccio con i compagni. Mancano 2 minuti e 30 alla fine di questa partita, 0-3 il risultato. Il signor Bargioni parla con i colleghi, nel frattempo si gioca col quinto di movimento, l'avevamo effettivamente annunciato con Molinaro che farà il quinto e dunque adesso vediamo Molinaro per 2, Rizzuto, Condori e Bongiovanni. Tra l'altro anche i giocatori che sono scesi in campo per più minuti, d'altra parte invece Cottone, Delisi, Ronfolo, La Rosa e Virruso.
Un po' anche sconsolato qui Rizzuto, ha fatto una grande partita. Buon Giovanni, Molinaro, forse carica la conclusione, Ronfolo si mette davanti, è tornato con il gol Emanuele Ronfolo dopo la squalifica lunga, più di un mese fuori. Molinaro, arriva il russo, poi le finte destro-sinistro di La Rosa, ancora una volta salta Molinaro e poi Cottone scherza un po' anche con il suo avversario, lo abbraccia pure. Tutto ok, gara molto sportiva, l'avevamo effettivamente detto. Ci sono stati degli interventi irregolari, però sempre con tanta sportività, sempre con il sorriso tra i volti dei giocatori in campo, che dopo aver subito il fallo si intendevano comunque con gli avversari o anche coloro che lo commettevano subito a chiedere scusa. Insomma, una gara molto sportiva, tra le più sportive di questo campionato sicuramente, con le due squadre che sposano sicuramente la causa della competizione pulita. E degli interventi sì fallosi ci possono anche stare, però sempre con tanta lealtà, ed entrambe le squadre oggi hanno dato veramente spettacolo anche da questo punto di vista. Bisogna sicuramente fare i complimenti sia al Merlo che al Tremme Calcio 5. Rizzuto apre per Molinaro, Buon Giovanni di ritorno, Molinaro viene stoppato all'ultimo, c'era Condori vicinissimo, non sono riusciti a calciare. Condori, Delisi, poi scivola Rizzuto, non ci arriva questa volta, La Rosa va sul mancino destro, poi con la punta sul palo lontano, 0-4. Risultato, è vicinissimo alla vittoria mister Calandra. Manca un minuto. C'è anche un cambio tra i pali, fuori Mulè. Mister Gallo vuole dare minutaggio anche a Marco Costanza, numero 16, all'esordio in C2, in C1, chiedo scusa. Fuori Rizzuto, dentro Molinaro. Anche Jeremy Catalano è entrato in campo, uno dei giovani più interessanti. Molinaro, Condori. Molinaro per Buon Giovanni. Poi Virruso serviva a dare una grossa risposta dopo la sconfitta contro l'Atletico Monreale. Il Tremme l'ha data quest'oggi, invece si ferma il Merlo Calcio 5 che dopo tantissimi salti utili consecutivi, poi Catalano salta a tutti, una grande personalità da parte del 19 che adesso insegue anche Delisi, vuole le finte ma torna dietro, una personalità importante per Catalano. Poi La Rosa e va bene così perché finisce il match 0-4 tra Merlo Calcio 5 e Tremme Calcio 5. Vince dunque la formazione del presidente Angelo De Simone con un poker. Grande prestazione, dunque una risposta data dopo la sconfitta contro Atletico Monreale, con il Tremme Calcio 5 che stacca in classifica proprio il Merlo Calcio 5 che si distanziava soltanto di un punto e adesso vola a quota 20 in classifica. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisir è tutto, alla prossima!